Sì, finora ci sottolinea l'ufficio stampa che abbiamo intervistato tanti senatori, abbiamo un deputato del Movimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede. Allora, una valutazione sulla manifestazione. Una manifestazione stupenda per l'entusiasmo con cui la gente ha partecipato, per il numero di persone che sono arrivate qui a Genova e sono rimaste fino ad ora. Ancora la piazza è pienissima nonostante il freddo, perché oggi c'è un gran freddo, vento ed è sempre un'escalation per il Movimento 5 Stelle di entusiasmo, di partecipazione, che ci induce a credere nel fatto che davvero questa possa essere una nuova prospettiva per il nostro Paese. Allora, detto che dobbiamo fare veramente i complimenti al popolo dei 5 Stelle perché non solo fa freddo ma segue con grande attenzione non solo l'intervento lungo e a tratti anche commovente, quello di Dario Fo quando ha ricordato Franca Rame, ma dicevo sono sicuramente più di 3.000, questo lo certifichiamo anche sulla 7, battuta, gli interventi sì, di economisti, esperti di ambiente, ora di giustizia. Però Bonafede, io una domanda la devo fare anche su chi qui, lei è considerato uno dei dialoganti, insomma dei meno... Sì. Scusa, volevo soltanto, perché i nostri telespettatori pensano che stiamo prendendo lucciole per lanterne. È stato Beppe Grillo nel suo intervento a dire sono più di 3.000 e dicevo, come lo dico questo per la 7. Ovviamente noi abbiamo parlato sin dall'inizio di piazza strapiena, era solo un gioco, si stima che ci siano tra le 150 e le 200.000 persone. Torniamo, è solo per spiegare, grazie Celata. Sì, colpo d'occhio importante come lo era nel 2007 e nel 2008 le altre piazze del Vaffa Day, colpo d'occhio importante come era a San Giovanni a Roma a febbraio, questo così l'abbiamo esaurito. Sì, con la differenza importante che prima stavamo coltivando un sogno con tante incognite, oggi il Movimento 5 Stelle è una realtà politica presente nelle istituzioni e in Parlamento e riuscire ancora a ricevere tanto entusiasmo vuol dire non solo l'adesione a quel sogno ma anche il riconoscimento di un lavoro che stiamo portando avanti con coerenza. Ecco, stare lì significa avere delle responsabilità. Oggi Grillo ha detto nei confronti del Capo dello Stato noi presenteremo una domanda di impeachment. Sì. Ma su questo noi ci siamo espressi tante volte. È evidente che in questo momento il Presidente Napolitano interpreta il proprio ruolo oltre quello che gli viene concesso dalla Costituzione. È evidente che questo è un governo che è voluto dal Presidente Napolitano, che parla tramite Letta. È evidente che oggi in Italia non abbiamo più una forma di governo parlamentare. Oggi siamo tra la forma di governo presidenziale, semipresidenziale, a volte ci avviciniamo anche alla monarchia. Il Parlamento non è questa un'opinione, il Parlamento è completamente svuotato dei suoi poteri. Quando noi critichiamo il Parlamento non lo facciamo perché vogliamo criticare l'istituzione Parlamento, ma perché noi amiamo il Parlamento, vorremmo che tornasse ad essere quello per cui è stato concepito nella Costituzione, il cuore della democrazia. Noi continuiamo, fino ad ora non è stata approvata in questa legislatura nessuna legge di iniziativa parlamentare, quindi queste sono constatazioni, nemmeno più opinioni. Dicevo, lei è considerato tra i dialoganti. In piazza abbiamo visto Luis Orellana, senatore del Movimento 5 Stelle, che rimane dentro e dice io la mia battaglia per quanto riguarda il dialogo con le altre forze la faccio da dentro. Qualcun altro non è venuto. Una considerazione su questo, sul vostro stato di salute in Parlamento. Premetto che non sapevo di essere considerato un dialogante, però detto questo, io credo che il dialogo all'interno di una forza politica e all'interno di un movimento sia fondamentale. Finora abbiamo dialogato tra di noi, non abbiamo perso mai di vista l'importanza di dialogare con i cittadini e continuiamo a farlo. Sinceramente 160 persone circa che si ritrovano senza conoscersi sulla base della condivisione
condivisione di valori in un ambiente così difficile come quello del Parlamento, portando avanti battaglie così importanti, io direi che attualmente possiamo essere considerati un miracolo di antropologia perché alla fine qualcuno è andato via, ma era fisiologico. In realtà il movimento rimane molto compatto e lo dimostriamo nei fatti. Direttore. Allora, io vorrei leggere, a beneficio dei telespettatori e anche del nostro ospite, una serie di commenti che sono arrivati da fuori, da esponenti soprattutto del Partito Democratico. Più che il V-Day, quello di Grillo sembra un giorno della follia. Folli i toni, folli i contenuti, utili solo a confermare l'inconsistenza delle proposte del comico genovese. Questo è Danilo Leva, responsabile della giustizia del Partito Democratico. Come lui stesso ammette, dice Leva, non ha saputo andare oltre al solito populismo becero e rancoroso, alternando liste di capri espiatori al vagheggiamento di ricette applicabili solo nel mondo della fantasia o in un passato che non tornerà più. Tutto questo senza farsi mancare il solito inaccettabile attacco al presidente Napolitano, cui va tutta la nostra solidarietà. Tuttavia, quella di Grillo né è una follia che ha un obiettivo ben preciso: incendiare il paese, creare il caos per poi tentare di raccoglierne i frutti alle urne. Pur di vincere, Grillo è disposto a portare l'Italia al disastro, sappia fin d'ora che noi non lo consentiremo. Un'altra dichiarazione: io sto con Napolitano, ieri quando gli abbiamo chiesto di ricandidarsi, oggi che continua a combattere per difendere le istituzioni. Io non dimentico. Queste sono le parole di Nicola Zingaretti, che come sappiamo è presidente della Regione Lazio e esponente di punta del partito. È arrivata anche prima la protesta di Cooperlo, le parole di Cooperlo riguardo a Grillo. Questa affermazione sull'impeachment è del tutto irricevibile dal punto di vista del senso di responsabilità che dovrebbe avere una forza politica del Paese. Questo è il commento di Cooperlo a quello che ha detto Grillo. Bonafede? Ma riguardo alla prima dichiarazione che ho sentito del responsabile della giustizia del PD, a me sembra abbastanza irresponsabile quella dichiarazione. Oggi solo un cieco non vede che il Movimento 5 Stelle ha permesso che in Italia quel malessere dei cittadini potesse essere canalizzato attraverso una forza politica che si muove attraverso le dinamiche istituzionali e democratiche, partecipa alle elezioni. Questa è una storia vecchia, fin dall'inizio della nascita del movimento le altre forze politiche hanno provato in qualche modo a demonizzare il movimento, a etichettarci come populisti, come demagoghi. La verità è che noi stiamo portando avanti la voce dei cittadini, lo stiamo facendo seriamente. Riguardo a chi dice, tra l'altro a un certo punto la dichiarazione mi sembra dicesse che impediranno il disastro del Paese, direi che è un po' tardi per pensarci e direi che negli ultimi 20 anni il centrosinistra non ha fatto esattamente nulla per impedire che il Paese arrivasse al disastro in cui adesso si trova. Per cui noi, rispondiamo anche con i fatti. Ecco, noi d'altronde il responsabile della giustizia si dovrebbe porre il problema di come abbia potuto il PD confermare la fiducia al ministro della giustizia Cancellieri. Sono questi i problemi che dovrebbe porsi. Noi rispondiamo a queste dichiarazioni andando avanti. Noi abbiamo presentato riguardo alla Cancellieri la mozione di sfiducia individuale. Sento invece nel PD tante volte dissensi e critiche rispetto alla stessa attività di governo del PD, ma poi quello che io vedo quando sono dentro la Camera è il tabellone dell'emiciclo in cui c'è un solo colore che è diverso da quello delle altre forze politiche, ed è quello del Movimento 5 Stelle. L'Italia non ha più bisogno di chiacchiere, ha bisogno di fatti, e questi sono quelli che noi vogliamo portare avanti. Allora, ringraziamo Bonafede.